Buonasera dalla redazione di Teleeuropa Network, ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale, ma partiamo dai titoli. Zingaretti ha scelto Floriano Rubettino per la carica alla presidenza della regione per il Partito Democratico. L'imprenditore si è preso un po' di tempo per decidere, intanto i sostenitori di Oliverio ricordano le esperienze nel centrodestra dell'editore. Ancora il porto di Gioia Tauro in primo piano, intercettato dalla Guardia di Finanza un container contenente una tonnellata di coca che immessa nel mercato avrebbe fruttato 250 milioni di euro. Potrebbe appartenere ad un uomo di Marina di Gioiosa scomparso nei giorni scorsi, il cadavere carbonizzato rinvenuto nelle montagne della Locride. La Guardia di Finanza di Lamezia ha rinvenuto nell'abitazione dell'usuraio arrestato 2 giorni fa un vero e proprio arsenale e 167.000 euro in contanti conservati sotto vuoto. I sindaci della provincia di Cosenza riuniti in assemblea chiedono l'intervento del ministro Speranza. Siamo pronti a mobilitarci. Corsa contro il tempo per salvare l'hospice di Reggio Calabria, 56 lavoratori rischiano il posto di lavoro. Ci sarebbe posto per 24 autisti nel 118 di Cosenza, ma l'ASP non assume nonostante vi sia una graduatoria di idonei e il via libera del commissario. Ancora buonasera da Anna Franchini e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli, in apertura parliamo di politica perché il Zingaretti, il segretario del Partito Democratico, ha scelto Rubettino per la carica alla presidenza della Regione Calabria. L'imprenditore si è preso un po' di tempo per decidere, intanto i sostenitori di Oliverio ricordano le esperienze nel centrodestra dell'editore. La prima pagina oggi la conquista il PD, che pare abbia scelto il suo candidato alla presidenza della regione. Si tratta dell'imprenditore Florindo Rubettino, nome noto nel campo dell'editoria, non solo regionale, e di stamattina l'incontro che lo stesso ha avuto con il segretario nazionale del partito Zingaretti. Ad accompagnare l'imprenditore dal massimo esponente del partito, l'ex presidente della regione Agazio Loiero. Il colloquio, secondo quanto riferiscono i soliti immancabili bene informati, pare sia durato all'incirca un paio d'ore, nel corso delle quali il segretario ha illustrato a Rubettino l'idea maturata ormai qualche giorno fa di puntare su di lui per recuperare attenzione e visibilità in un partito lacerato dalle tante, troppe guerre intestine. Al termine della lunga chiacchierata, l'imprenditore si sarebbe riservato di decidere, ma è assai probabile che il sì definitivo sia solo una questione di tempo, breve, brevissimo. La notizia è stata immediatamente commentata dai sostenitori di Oliverio, che in una nota ricordano a Zingaretti le precedenti esperienze di Rubettino nelle file del centrodestra. Insomma, la macchina del PD è in moto e sarà interessante adesso capire come si muoverà Oliverio, visto che non potrà più contare sul simbolo del partito. Difficilmente farà passi indietro, appare certo che anche l'uscente sarà in campo, magari sotto l'egida di un movimento da organizzare nel più breve tempo possibile. La cronaca adesso con un carico di tonnellate di cocaina purissima intercettate proprio nel porto di Gioia Tauro, uno dei sequestri più ingenti mai effettuati sul territorio nazionale. Gioia Tauro è tornato ad essere uno dei scali principali per il passaggio di droga, ha sottolineato il procuratore di Reggio Giovanni Bombardieri. L'ingente carico di cocaina intercettato nel porto di Gioia Tauro era nascosto in un container che trasportava banane, 1200 kg di polvere bianca purissima che una volta tagliata avrebbe fruttato ai narcotrafficanti 250 milioni di euro. La droga era occultata in 144 imballi celati in un container refrigerato proveniente dal Sud America e destinato in Germania. Un espediente classico per i trafficanti che spesso nascondono la droga proprio in container refrigerati che generalmente sono meno soggetti a controlli invasivi per evitare di rovinare la merce, ma quella spedizione aveva già calamitato l'attenzione di diverse forze di polizia grazie ad un modello di analisi di rischio sviluppato nel tempo che permette di individuare i container potenzialmente sospetti sulla base di una serie di elementi come provenienza, carico, destinazione, rotte. Ad intercettare il carico sono stati i carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria, i ROS, i finanzieri, con il supporto dei funzionari dell'Agenzia delle Dogane e il concorso operativo di funzionari Europol. I box sono stati
stati sottoposti a controllo con il radioscanner dell'Agenzia delle Dogane e così sono stati individuati gli imballi che hanno indotto gli investigatori ad aprire il container per cercare il carico fra le casse, un controllo approfondito che ha dato alla fine i suoi frutti. Gioia Tauro è tornata ad essere uno degli scali principali per il passaggio di droga, ha sottolineato il procuratore di Reggio Calabria Giovanni Bombardieri. Nel 2016-2017 da una parte era stato registrato un cambio nelle rotte del traffico di cocaina, dall'altra, anche grazie a indagini e alla cooperazione internazionale con altre forze di polizia, c'erano stati una serie di sequestri sia nei paesi d'origine delle spedizioni sia in diversi scali europei, Spagna e Belgio in primis. Questo, come altri sequestri, ci suggeriscono invece, sottolinea ancora il procuratore Bombardieri, che la tendenza stia cambiando e che Gioia Tauro stia tornando ad avere un ruolo fondamentale. Solo negli ultimi mesi sono state sequestrate oltre 2,5 tonnellate di cocaina, ma l'ultimo, in ordine di tempo, è uno dei sequestri più ingenti mai effettuati nel territorio nazionale. Ed è giallo invece nella Locride dopo il ritrovamento di un cadavere carbonizzato all'interno di un'auto. Potrebbe appartenere ad un uomo di Marina di Gioiosa scomparso da alcuni giorni. Le indagini dei carabinieri vanno avanti per risolvere questo giallo. È stata trovata qui l'auto completamente distrutta dalle fiamme con all'interno il cadavere carbonizzato di un uomo adagiato sul sedile anteriore lato guida. Sull'asfalto vedete ancora i segni del rogo. La zona è quella di San Giovanni di Gerace, nella Locride, località Scialata, un'area di montagna distante dal centro abitato e d'inverno poco frequentata. Cos'è accaduto? Difficile al momento dirlo. La macabra scoperta è stata fatta ieri sera. Gli uomini della scientifica hanno lavorato per ore per cercare di acquisire tracce ed elementi utili a risalire all'identità della vittima. Potrebbe trattarsi di un uomo di Marina di Gioiosa scomparso da 2 giorni, ma è tutto da verificare. Il corpo carbonizzato era all'interno di una Fiat 16 parcheggiata in una zona isolata. Potrebbe trattarsi del proprietario del veicolo. Secondo i primi accertamenti l'incendio risalirebbe ad un paio di giorni addietro, ma i forti nubifragi che hanno interessato la zona hanno compromesso molti elementi. Le indagini condotte dai carabinieri di Roccella Ionica e coordinate dalla procura di Locri vanno avanti per risolvere il giallo. Si tratta di omicidio? È probabile, ma al momento nessuna ipotesi viene esclusa. E una vera e propria Santa Barbara è stata ritrovata nell'abitazione del 48enne che 2 giorni fa a Lamezia era stato arrestato dalla Guardia di Finanza, armi e soldi in contanti, 167.000 euro tenuti sottovuoto. Un vero e proprio arsenale, 7 pistole ben oleate pronti all'uso, 10 caricatori, 645 munizioni di vario calibro, 7 quintali di fuochi pirotecnici di varia categoria, in parte clandestini, una bomba artigianale, 167.000 euro in contanti conservati sotto vuoto e vestiario in dotazione alla polizia penitenziaria scoperto e sequestrato dalla Guardia di Finanza alla Lamezia Terme nel corso di una perquisizione effettuata in 2 appartamenti nella disponibilità di Carmelo Furci, il 48enne arrestato 2 giorni fa per usura ed estorsione. L'uomo è imputato di associazione mafiosa in un'altra inchiesta. L'operazione Buitremalo prende il nome dall'avvoltoio a cui il 48enne si paragonava al telefono, conversazioni intercettate dai finanzieri. L'indicazione data dalla Guardia di Finanza è direttamente ricavata dagli esiti delle attività di captazione ambientale e telefonica. Nel corso di alcune conversazioni l'indagato si definiva appunto il buitremalo, l'avvoltoio cattivo, a dimostrazione proprio della pervicacia criminale dimostrata nei confronti delle vittime del reato di usura di cui si è reso responsabile. L'usura, un male diffuso, un cancro, è stato definito in conferenza stampa. Le armi sono sicuramente quel qualcosa in più che ha indotto i soggetti usurati a credere alle minacce che gli venivano costantemente rivolte dal bruitemalo, dall'avvoltoio cattivo. Parliamo adesso di sanità con una conferenza straordinaria dei sindaci a Cosenza. È stato il primo cittadino di Corigliano Rossano a chiedere la mobilitazione dei territori. L'obiettivo è l'intervento del Ministro della Salute Gianni Speranza.
Ci sono tutti o quasi i sindaci della provincia di Cosenza, di certo ci sono quelli che hanno un ospedale sul territorio comunale come Paola con il suo primo cittadino Roberto Perrotta e ancora Giuseppe Belcastro a San Giovanni in Fiore. Il problema è sentito e riguarda anche l'hub di Cosenza. Mancano medici e infermieri, a rischio ci sono i servizi essenziali. A convocare l'incontro nella sede della provincia Abruzia, a cui ha preso parte anche il presidente dell'Ordine dei Medici Eugenio Corzoni, è stato il sindaco di Corigliano Rossano. La terza città della Calabria si trova a dover gestire 2 ospedali nel limbo. Stasi è perentorio. La gestione commissariale dice ha fallito e propone la rivolta dei territori. Un giorno importante perché in una tematica come la sanità, laddove i territori sono sempre stati tagliati fuori, hanno sempre subito le decisioni, si prova a fare un ragionamento unitario da sindaci utilizzando uno strumento importante che è quello della conferenza dei sindaci, perché è evidente che il sistema commissariale, il sistema impostato per la sanità calabrese è fallito e c'è bisogno di un nuovo modello. Per questo c'è bisogno che i territori unitariamente aprano un'interlocuzione con il governo, aprano un'interlocuzione con chi prende le decisioni e cominciano a impostare un modello diverso e nuovo per la sanità, a partire dagli interventi urgenti che vanno fatti nei nostri ospedali, a partire dalla questione delle assunzioni. C'è bisogno che i territori comincino a interagire e comincino a impostare secondo le esigenze delle comunità il sistema sanitario. Obiettivo: un intervento diretto del ministro Speranza. Il primo passo è quello di aprire un'interlocuzione col ministro per chiudere la fase del commissariamento e impostare anche nel governo, nel management della sanità calabrese un modello diverso. È stato anche questo tipo di richiesta condiviso dall'ANCI regionale questa mattina dal Consiglio regionale. Oggi penso che possa essere ribadito a piena voce dai sindaci della provincia di Cosenza attraverso questo strumento importante. Ed è corsa contro il tempo anche per salvare l'hospice di Reggio Calabria, 56 lavoratori che rischiano il posto di lavoro. Entro il 31 dicembre prossimo si dovrà conoscere senza rinvii la sorte dei dipendenti dell'hospice Via delle Stelle di Reggio Calabria, da tempo alle prese con una grave crisi. In bilico la posizione di 50 dipendenti e soprattutto di molti pazienti che nella struttura sono assistiti. Lo stato di incertezza che non si vuole accettare è denunciato dalla UIL attraverso il suo segretario generale di Reggio Calabria, Nuccio Azzarà. La casa brucia, scrive metaforicamente in una nota il sindacalista, e Fondazione Via delle Stelle, commissione straordinaria dell'ASP di Reggio Calabria ed il commissario ad acta generale Cotticelli pensano al muro contro muro. Azzarà sollecita buonsenso per evitare la guerra di carte bollate in corso tra le parti, un modo irresponsabile, sottolinea il segretario generale della UIL, che allontana la soluzione. E che si debba fare presto lo dimostra il ritardo dei pagamenti degli stipendi. Ad ottobre i lavoratori hanno ottenuto un anticipo di 500 euro, frutto peraltro di donazioni, e il patimento provocato dai degenti che, se sono lì, è per uno stato di salute molto delicato. Azzarà denuncia che prevalgono i personalismi, la permalosità e la spocchia, quando sarebbe importante dare continuità e garanzie ad un servizio fondamentale. Il leader sindacale evidenzia che chi gestisce la cosa pubblica ha l'obbligo di dare risposte certe e immediate e chiede al prefetto di Reggio Calabria di convocare al più presto una riunione tra le parti interessate. A Cosenza adesso, dove questa mattina hanno protestato gli autisti del 118, l'azienda sanitaria provinciale non assume nonostante il via libera del commissario. La carenza è accertata, si sa dal maggio scorso che mancano autisti del 118 sul territorio provinciale di Cosenza, un fabbisogno quantificato in 26 unità per il sistema in funzione attualmente, che però crescerebbe di un'altra ventina di unità se si aprissero, così come previsto, le nuove postazioni PET. Questa mattina una delegazione di autisti inseriti nelle graduatorie ha manifestato davanti alla sede dell'azienda sanitaria cosentina per tentare di smuovere la situazione di stallo che perdura nonostante il commissario Cotticelli abbia decretato lo scorrimento delle graduatorie e ci sia anche un sollecito diretto proprio all'ASP Bruzia. Nell'ASP di Cosenza momentaneamente c'è una carenza di 24 autisti. Questa fonte è certa perché lo ha dichiarato nero su bianco il direttore del 118, il dottore Borselli.
Conseguentemente a questa necessità di autisti sul territorio, il generale Cotticelli tramite un DCA ha autorizzato, tramite lo scorrimento della nostra graduatoria, l'assunzione di 16 autisti a tempo indeterminato. Nonostante i solleciti anche scritti da parte della struttura commissariale del generale Cotticelli e insomma, la volontà purtroppo che si riscontra nell'atto pratico di produrre questi telegrammi che mandano praticamente le persone a lavorare, quindi le levano dalla strada, attualmente non c'è. Quindi noi ci siamo rivolti alla questura e ci siamo rivolti al capitano Pappalardo, il comandante del nucleo di investigazione e sanità, per chiedere appunto di intervenire in maniera forte e decisa e sradicare questa situazione che risulta essere paradossale. Lo scorrimento, dicono gli autisti, permetterebbe anche di risparmiare, considerato che le lacune nel servizio vengono coperte, oltre che costringendo gli operatori a turni massacranti, anche con l'utilizzo di personale proveniente dalle associazioni private, con costi esorbitanti per l'azienda. Adesso ci spostiamo a Crotone, dove i dipendenti della provincia hanno indetto lo stato di agitazione. Stato di agitazione alla provincia di Crotone da parte dei dipendenti che dallo scorso 29 ottobre, dopo un'assemblea in cui hanno discusso delle numerose problematiche che affliggono l'ente, hanno deciso di protestare. Chiedono la corresponsione degli stipendi perché al momento le casse sono desolatamente vuote. I motivi sono tanti, lo sappiamo benissimo, cioè i mancati stipendi, gli emolumenti stipendiali, per quanto riguarda poi pure le risposte che non riusciamo a dare sul territorio, edilizia scolastica, viabilità, è una situazione un po' pesantuccia, ma noi siamo preoccupati perché visto la situazione economica finanziaria dell'ente, quindi sappiamo benissimo che se non arrivano questi trasferimenti dal Ministero noi non ci pagheremo ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, se ne parlerà a febbraio, perché noi abbiamo famiglie, quindi ognuno di noi ha delle scadenze che deve rispettare, quindi noi non chiediamo altro, chiediamo di vivere con dignità. Problematiche che stanno interessando diversi enti della nostra regione. La causa è la riforma, sottolinea il presidente facente funzioni Giuseppe Dell'Aquila, chiamato a gestire la situazione dopo le dimissioni del sindaco pugliese. Non mi sottraggo al confronto, sono stato con loro appena l'emergenza si è venuta a creare, sono ritornato nella loro assemblea ieri per garantire che comunque noi stiamo attivando tutti i nostri canali e i nostri mezzi per risolvere il problema della mensilità di ottobre. Speriamo già in questa settimana, ma parallelamente stiamo già lavorando affinché non si crei il problema nei mesi a venire. Puntiamo a creare una stabilità e una serenità nell'ente che parte proprio dal lavoro dei dipendenti che in questi anni hanno avuto delle difficoltà oggettive e la politica qualche volta si è girata dall'altra parte. È un problema che abbiamo creato noi, quello delle province, e noi adesso dobbiamo risolverlo. E c'è una buona notizia, restiamo a Crotone per i lavoratori del Carrefour di Crotone perché è stato fissato giovedì prossimo 21 novembre al Mise un incontro proprio sulla vertenza dei 52 lavoratori. Ne dà notizia proprio il segretario provinciale di Crotone della UIL Fabio Tomaino, secondo il quale l'incontro è stato possibile grazie all'intervento dell'onorevole Elisabetta Barbuto. Alla riunione parteciperanno appunto il sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico Alessandra Todde, i rappresentanti sindacali di CGIL, CISL e UIL e la stessa Barbuto. Caterina Belcastro, sindaco di Caulonia, è la nuova presidente dell'Assemblea dei Sindaci della Locride. È il sindaco di Caulonia Caterina Belcastro, detta Cheti, il nuovo presidente dell'Assemblea dei primi cittadini della Locride, riunitasi ieri sera per l'ennesima volta, e anche ieri la seduta ha rischiato di andare a vuoto perché l'Assemblea dei 42 comuni del comprensorio, al momento della votazione valida erano rappresentati 32, ha palesemente evidenziato una grave spaccatura. Nelle ultime settimane si era arrivati a due competitor, la neopresidente e il sindaco di Monasterace Cesare De Leo. Ieri sera nella sala del Consiglio Comunale di Siterno, sede dell'organo elettivo dei primi cittadini, i momenti di tensione sono stati molti. Due prime votazioni hanno confermato sostanziale parità tra i due contendenti.
Prima della terza, quando la tensione è arrivata ai massimi livelli, De Leo ha annunciato il ritiro della sua candidatura, manifestando dispiacere per lo spettacolo reso al pubblico. La nuova Conta ha fissato il raggiungimento dei 17 voti necessari per l'elezione della Belcastro, sottolineata comunque da un caloroso applauso. Ancora alla cronaca con il GIP di Crotone che nell'ambito dell'inchiesta sull'affidamento della gestione della piscina olimpionica comunale ha revocato il divieto di dimora che era stato disposto nei confronti di Giuseppe Frisenda, che si è poi dimesso da assessore allo sport. Il GIP ha preso la stessa decisione anche per il dirigente del consorzio sportivo da Ippo, affidatario della gestione della piscina, Daniele Paonessa, indagato proprio nella stessa vicenda. Paonessa si era dimesso anche lui dalla carica di delegato provinciale di Crotone del CONI. Adesso altre storie, altre notizie nei nostri 100 secondi di cronaca. Un ex operaio di Corigliano Rossano di 58 anni è salito la scorsa notte al 9° piano della centrale Enel per protestare contro quelle che ha definito le promesse di lavoro non rispettate. Il 16 settembre scorso era salito sulla ciminiera della centrale per chiedere di essere riassunto, ma l'Enel, attraverso una nota precisa, non ha mai lavorato da noi. Hanno tagliato un bosco in assenza delle previste autorizzazioni per impiantare una vigna. Il titolare di una ditta boschiva e un imprenditore agricolo sono stati denunciati dai carabinieri forestali a Rende. I militari, avendo notato un taglio effettuato di recente, hanno proceduto ad un controllo, accertando che oltre al taglio era in corso l'estirpazione delle ceppaie con l'utilizzo di macchine operatrici. Per un'estensione di circa 6.000 metri quadri, contestata una sanzione di 7.600 euro, l'area è stata sequestrata. La Corte d'Appello di Milano ha ridotto da 9 anni e mezzo a 7 anni e mezzo la pena inflitta in primo grado in abbreviato a Roberto Manno, figlio del presunto boss dell''ndrangheta Francesco Manno, nel processo sulla bomba esplosa nell'ottobre 2017 a Pioltello nel Milanese, davanti alla porta di casa di un operaio ecuadoriano per un prestito a tassi d'usura non restituito. La riduzione della pena è dovuta alla concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti. La Corte ha anche ridotto la pena inflitta a Manuel Manno, confermate invece le condanne per gli altri 4 imputati. Una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 sulla scala Richter con ipocentro a 10 km di profondità ed epicentro sul litorale crotonese settentrionale è stata registrata alle 15:45 dai sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a Strongoli. Non si registra nessun danno a cose o persone. Adesso il calcio con la pausa dedicata alle nazionali per i campionati di Serie A e Serie B. Il Cosenza ne approfitta per recuperare alcuni elementi acciaccati, mentre il Crotone si prepara alla sfida con la capolista Benevento. In Serie C, come ogni anno, c'è una squadra che rischia di essere cancellata. Un altro rompete le righe e stavolta al Cosenza può essere utile. La pausa imposta agli impegni delle nazionali permetterà ai rossoblù di recuperare energie e soprattutto ad alcuni elementi di completare il percorso di riabilitazione post-infortunio. Ash Lazzara, ad esempio, è in procinto di rientrare nel gruppo, così come Salvatore Monaco che dopo il taglio dell'arcata sopraccigliare e la distorsione alla caviglia tornerà in campo al Del Duca di Ascoli, considerata la concomitante squalifica di Anibal Capela. Il difensore ex Perugia è entusiasta dell'avventura tra i lupi. Mi ha colpito subito questa città perché è un fiore all'occhiello come città del sud. Poi ho trovato molto attaccamento alla maglia, soprattutto nelle giornate difficili, qui si pensa sempre in positivo, capite? E quindi questa cosa fa bene al calcio, fa bene a tutti. 10 reti nel Tescola Primavera con le doppiette di Carretta e Litteri, in attesa che rientri Emanuele Rivière, che domani affronterà l'Honduras con la maglia della sua Martinica. Il Cosenza ripartirà da Ascoli, dove l'anno scorso è iniziato il nuovo corso in Serie B. Oggi ci stiamo allenando per Ascoli, il mister è sempre sul pezzo. E da questo punto di vista il mister secondo me è tra i migliori in categoria. E faremo in modo che arriveremo ad Ascoli al top della condizione. E daremo battaglia, come abbiamo sempre fatto fino ad oggi. Sarà invece una sfida che è diventata quasi un derby, quella che attende il Crotone impegnato alla ripresa con la capolista Benevento, gara da tripla tra 2 protagoniste assolute del campionato.
La Serie C non si ferma, ma è a rischio la partita tra Rieti e Reggina per le problematiche che investono la società laziale, impegnata in una lotta contro il tempo per risolvere una situazione molto intricata. Ennesima pagina negativa di una categoria che ogni anno presenta casi del genere e che nessun presidente di Lega è riuscito finora ad arginare, nonostante rassicurazioni e talvolta proclami. A Cosenza adesso, dove è stata presentata la Gran Festa del Pane, edizione 2019. Il 16 e il 17 novembre ad Altomonte ritorna la Gran Festa del Pane, 2 giornate dedicate al prodotto tipico per eccellenza della tradizione calabrese. La Festa del Pane di Altomonte continua a crescere. Oggi ha un posizionamento in un calendario autunnale, ma è semplicemente dovuto al sovrapporsi del periodo dello svolgimento della Festa del Pane tradizionale, che è maggio, con le elezioni. Nell'edizione 2020 ritorneremo nella solita collocazione temporale. Intanto riprendiamo le fila di un ragionamento che tende ovviamente a valorizzare le tipicità del territorio. Insistiamo come sempre molto sul pane, quest'anno ci apriamo all'olio perché tra l'altro, e qui do una notizia in anteprima, Altomonte sta per aderire anche alle città dell'olio. La Gran Festa del Pane, organizzata dal Comune di Altomonte e da Officine delle Idee, è uno degli appuntamenti che più caratterizzano la stagione culturale di Altomonte ed è un evento dedicato non solo alla tradizione gastronomica, ma anche alla solidarietà, alla musica e alle altre arti. C'è un momento molto bello perché abbiamo una sorta di patto d'amicizia con delle città storiche del pane, con Rogliano e con Cutro. Ci sono i forni nel borgo. Ci sono i panificatori che si esibiranno in una sorta di show del pane e poi io sabato a pranzo avrò il piacere di fare delle zuppe contadine a base di pane con i pani di Rogliano, con i pani di Cutro, con i pani di Altomonte e con tanti altri pani buoni e offriremo queste zuppe a tutti gli ospiti. L'evento quest'anno è incentrato sul binomio pane-olio, 2 prodotti semplici e della tradizione, ma capaci di rinnovarsi nel tempo, pur rimanendo sempre indispensabili per l'alimentazione mediterranea. Per noi calabresi il pane e l'olio rappresenta un simbolo non soltanto che ci riporta indietro nel tempo, ma rappresenta la capacità di una cultura rurale importante. E la festa del pane di quest'anno è proprio incentrata su questo tema, la capacità di riflettere sull'importanza della cultura contadina e soprattutto la possibilità anche di rilanciare, come già negli anni scorsi abbiamo fatto, il tema dell'importanza delle materie prime identitarie come le farine e i grani importanti. Restiamo a Cosenza perché da oggi parte un festival dedicato ai balli latinoamericani. Da venerdì 15 a domenica 17 novembre presso l'Hotel Europa a Rende si terrà l'edizione 2019 de Mi Tierra Latin Festival. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui taqui, taqui taqui rumba. L'evento nasce 5 anni fa da un'idea di 2 giovani imprenditori, Pierpaolo Stellato e Ultimo Piacentini, con l'intento di far emergere in questo congresso nuovi artisti italiani del panorama caraibico latino e allo stesso tempo permettere, attraverso la presenza dei migliori artisti internazionali, di studiare e godere dei loro spettacoli. La 3 giorni di studio, oltre 80 ore di stage con i migliori artisti internazionali, regalerà spettacolo e divertimento, conditi da 2 concerti di baciata live con 2 artisti di livello internazionale. L'evento anche quest'anno registra una massiccia presenza di ragazzi che giungeranno da ogni parte del mondo. La manifestazione permetterà alla città di Cosenza e dintorni di godere di una vasta visibilità a livello internazionale, coinvolgendo anche lavorativamente parlando numerose attività commerciali.
Adesso un appuntamento, il peperoncino calabrese, il protagonista della prima edizione della Fashion Honor Chili, che si terrà il 16 novembre nella sede dell'Accademia del Peperoncino, presieduta da Enzo Monaco nel parco Enzo La Valva di Diamante. A sigillare l'unione fra il mondo della moda e quello del gusto sarà l'abito disegnato e realizzato da Claudio Greco in pizzo francese degli anni 60, impreziosito anche da un elemento che verrà svelato nel corso della serata. A condurre l'evento la showgirl e modella e attrice Sylvie Lubamba. Il presidente di Accademia Enzo Monaco assegnerà a Greco anche il titolo di ambasciatore mondiale dell'Accademia del Peperoncino. Adesso vediamo le previsioni del tempo. La situazione a livello europeo è caratterizzata dalla presenza di una vasta depressione tra Gran Bretagna, Francia e Spagna, che convoglia sulla nostra regione correnti dai quadranti occidentali, che comunque da venerdì ruoteranno provenendo da sud, le quali apporteranno tempo variabile con poche precipitazioni di rilievo. Domani passaggio di nubi alte e stratiformi su tutta la regione senza fenomeni di rilievo, da segnalare solo addensamenti più consistenti su Reggino, dove potrebbero verificarsi anche isolati piovaschi, comunque poco significativi. Temperatura in leggero aumento. Passiamo a mari e venti, domani mari ovunque mossi sotto costa, molto mossi al largo, venti ovunque dai quadranti meridionali tra moderati e forti. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. E anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.